sembra che... Signor Presidente, propongo un'altra votazione. Tenta un po', stavo parlando. È stata richiesta un'altra votazione. Sediamoci. Che concludiamo votando un'altra volta? Non lo so, il signore ha chiesto una votazione, è giusto che si faccia. Non ho mai visto perdere tanto tempo per niente. Sì. Bene, credo che il modo più rapido sia di capire chi vota non colpevole. Tutti quelli a favore di non colpevole alzino la mano. Sempre lo stesso. 1, 2, 3 non colpevole, 9 colpevoli. Visto? Che abbiamo ottenuto. Credete a me, possiamo stare qui a fare bla bla fino a martedì prossimo. A che ci serve? Scusate. Voto non colpevole. No, basta! Siamo diventati tutti pazzi in questa stanza. Quel ragazzo è colpevole, perché non guardate i fatti? Glielo dica anche lei, è diventato una barzelletta ormai. Il voto è 8-4 per colpevole. Cos'è? Mi sanguina tutto il cuore per la storia di questo povero delinquentello. Come se fosse stata indetta la settimana dell'amore per i fratelli meno fortunati. Lei, le dispiacerebbe spiegarmi perché ha cambiato voto? Ma avanti, coraggio, mi dica le sue ragioni. Non devo rendere conto a lei della mia decisione. Ho in mente un ragionevole dubbio. Ha in mente un ragionevole dubbio. Ma quale ragionevole dubbio? Sono solo chiacchiere. Incredibile. Guardi, ecco, guardi questo. Lo vede? Il ragazzo che lei ha appena dichiarato non colpevole è stato visto mentre lo piantava nel petto di suo padre. Lo guardi bene, signor ragionevole dubbio. Non è quello il coltello. Non se lo ricorda? Simpatico, bravo, divertente. Ditemi se non è un'assurdità. Lei si è messa lì ad inventare storie dal nulla. A che dovremmo credere? Se questo qui dovesse assistere all'incontro di box fra Jack LaMotta e Stelvio, cercherebbe di convincerci che ha visto Stelvio. Senta, che mi dice allora del vecchio? Non dovremmo credere che sia alzato, è andato alla porta e ha visto un ragazzo che scendeva giù le scale. No, voleva solo darsi importanza. E allora mi chiedo a che scopo? Aspetti un attimo. Zitti tutti, parla la tifoso del mio uomo. Il vecchio ha detto che è corso alla porta? Corso, camminato, che differenza fa? Ci è arrivato. Ha detto che è corso alla porta, almeno così mi pare. Io non me lo ricordo quello che ha detto, non vedo però come avrebbe potuto correre. Ha detto che è andato dalla camera da letto alla porta d'ingresso, mi pare che basta. Un attimo, dov'è che era la sua camera da letto? Da qualche parte in fondo al corridoio. Pensavo che si ricordasse di tutto, questo non se lo ricorda. No, signor Presidente, vorrei dare un'occhiata alla pianta dell'appartamento. Perché noi gli facciamo rifare tutto il processo? Signor Presidente! Sì, che Ma perché lo dobbiamo rivedere? E poi mi spiega come mai lei è sempre quello che vuole rivedere tutti i reperti. No, questo lo voglio vedere anch'io. Ah sì, e io voglio smettere di perdere tempo. Dobbiamo infognarci di nuovo in tutta questa storia su dove è stato trovato il corpo. Non è per quello, a meno che qualcuno non voglia farlo. A me piacerebbe capire. C'è un uomo molto vecchio che quando cammina trascina una gamba perché ha avuto un colpo un anno fa, riesce ad arrivare dal suo letto alla porta di casa in 15 secondi. Ha detto 20? Ha detto 15! Se le dico che ha detto 20, perché deve sempre Ha sconvolgere? detto 15. Va bene, che cosa ne sapete quanto durano 15 secondi? Ha detto 15 secondi e sembrava molto sicuro. È solo un vecchio! L'avete visto tutti, per metà del tempo sembrava che non ci stesse con la testa. Come può essere sicuro di qualsiasi cosa? Non capisco che cosa vogliamo provare. L'uomo ha visto il ragazzo che usciva correndo. Beh, vediamo se i dettagli corrispondono. Ha detto che appena il corpo è caduto a terra ha sentito dei passi di sopra. Qualcuno che correva verso la porta d'ingresso. Ha sentito aprirsi la porta e i passi che scendevano giù per le scale. È arrivato alla porta di casa sua più in fretta che ha potuto. Ha giurato che non può averci messo più di 15 secondi. Quindi se l'assassino si è messo subito a correre, Forse non l'ha fatto. il vecchio dice di sì. Sa dove dovrebbe essere lei? In Svizzera, al convegno internazionale degli spaccacapelli. Senta, Mr. Baseball, perché non la pianta di fare lo spiritoso? Amico caro, questa qui lei prende $3 al giorno, quindi le tocca stare a sentire anche me. Adesso che ha fatto portare quest'affare, che ci facciamo? Posso? Certo. Questo è l'appartamento dove ha avuto luogo l'omicidio. L'appartamento del vecchio è proprio di sotto ed è identico. Qui ci sono i binari, la camera da letto, il soggiorno, il bagno, la cucina, il corridoio, la porta d'ingresso e queste sono le scale. Dunque, il vecchio era a letto in questa stanza, dice che si è alzato, è andato in corridoio, ha percorso tutto il corridoio
arrivato alla porta di casa e l'ha aperta giusto in tempo per vedere il ragazzo che correva giù per le scale. Fin qui ho detto bene? Sì, per la 20ª volta ha detto bene, questa è la 15 storia. secondi dopo aver sentito cadere il corpo a terra. Dunque, il letto era vicino alla finestra, sono 4 metri dal letto alla porta della camera, il corridoio è lungo 13 metri, quindi doveva alzarsi, fare 4 metri, aprire la porta della sua camera, percorrere altri 13 metri, arrivare alla porta di casa ed aprirla, il tutto in 15 secondi. Pensate che possa averlo fatto? Certo che può averlo fatto. Può camminare solo molto piano, hanno dovuto aiutarlo per arrivare al Ah, banco dei sentire voi pare chissà che camminata, ma non è così lunga. Per un vecchio che ha avuto un colpo è lunga. Questo è il letto del vecchio. Che vuole Voglio fare? provare per vedere quanto tempo ci ha messo. Che vuol dire vuol provare? Perché l'avvocato del ragazzo non ha sollevato la questione se era così importante? Forse non ci ha pensato. Che vuol dire che non ci ha no, ci pensato? ha Crede pensato. che sia uno stupido. È una cosa ovvia. Lei ci aveva pensato? Senta, furbettona, non importa se ci ho pensato o no. Va bene così, su. Ah, non ha sollevato la questione perché sapeva che la risposta sarebbe andata a suo danno. Che D'accordo. Qui c'è il letto, adesso con i passi misuro 4 metri la lunghezza della stanza. Lei è pazzo, non può riproporre una cosa del genere. Io lo vorrei vedere. Questa è la porta della camera da letto del vecchio. Il corridoio era un po' più di 13 metri. Arrivo fino a quel muro e torno indietro. Questa è pura follia. Vogliamo star qui tutti a perdere tempo? Secondo lei ci vogliono solo 15 secondi. Possiamo permetterci di sprecarli. Bene. Questa è la porta che dà sul pianerottolo e sulle scale, stando al testimone, era chiusa con una catena. Qualcuno ha qualcosa che possa servire da catena? Guardate nella mia borsa, c'è una catena. La cravatta, le posso dare la mia cravatta? Ecco, tenga. No, la agganci lei, non vorrei sciupare una così bella cravatta. Si figuri, se le interessa ho mio cognato che ha un bellissimo negozio di cravatte a Brooklyn. Magari un'altra volta. Chi ha un orologio con la lancetta dei secondi? Io. Quando vuole che si cominci, via e via, sarà come il corpo che cade. Lei potrebbe fare il vecchio e partire dal letto. Io? Certo, non posso farlo io, devo evitare le contestazioni, capisce? Bene, allora da quello che ho capito dovrei simulare il vecchio che si alza dal letto e si trascina con la gamba a sinistra fino alla porta e poi percorre tutto il corridoio. Esattamente. Bene. Devo fare un vecchio, mi raccomando deve sorpigliare. Io sono pronto. Avanti, forza! Un attimo, voglio aspettare che la lancetta arrivi esattamente al minuto. Qualcuno vuole giocare a sciarada? Non ho mai visto niente del genere. Via! Dai. Quanto ci ha messo? 42 secondi. 42 secondi è tantissimo. È la prima volta che lo faccio, non ero allenato a fare il vecchio. Il vecchio sì che era allenato a fare il vecchio. Bravo, merita Oscar! Beh, io penso che sia andata così. Il vecchio, poche ore prima, aveva sentito la lite tra il padre e il figlio. Poi, mentre era a letto, ha sentito un corpo cadere a terra nell'appartamento del ragazzo e ha sentito le grida della donna dall'altra parte della strada. Si è alzato, ha cercato di arrivare alla porta e ha sentito qualcuno che correva giù per le scale. Ed ha supposto che fosse il ragazzo. Ha supposto. Credo sia possibile. Supposto! Adesso statemi bene a sentire tutti quanti. Io mi sono convinto che state sbagliando. Io in vita mia non ho mai visto niente del genere. Questa scenetta le supera tutte. Perché lei se ne viene con queste chiacchiere ipocrite sui ragazzi di strada? E sull'ingiustizia? Cosa vi capita a tutti quanti? Lo sapete tutti che quel ragazzo è colpevole! Deve friggere su quella sedia! Così ce lo stiamo facendo sfuggire dalle mani! Fuggire dalle mani? Cos'è lei, suo boia? Uno di Magari le questi piacerebbe schiacciare il bottone
Lei gli fa pena! Da quando siamo entrati in questa stanza si è comportato come il vendicatore solitario. Lei vuole vedere morire quel ragazzo perché le fa piacere, non per i fatti. Lei è un sadico! Lasciatemi per Dio! Io t'ammazzo, sai! T'ammazzo! T'ammazzo! Non intende dire che mi ammazzerebbe davvero, no? Cosa avete tutti da guardare, eh? Immagino che qualcuno debba ricominciare, no? Si sta facendo tardi. Infatti, ci portano a cena al ristorante. Come faccio a saperlo? E se non riusciamo a finire entro stanotte mi domando se ci lasceranno tornare a casa. C'è mio figlio che ha preso gli orecchioni, si è gonfiato come un pallone. Mio marito dice che sembra Khrushchev. Scusate, chiedo scusa. Questo litigio che c'è stato, non è per questo che siamo qui per litigare. Abbiamo una responsabilità. E questa io ho sempre pensato è una cosa notevole della democrazia, che noi siamo come la parola, notificati. Siamo notificati per posta di venire qui e decidere dell'innocenza o della colpevolezza di un uomo di cui non abbiamo mai sentito parlare. Non abbiamo niente da guadagnare o da perdere col nostro verdetto. Questa è una delle ragioni per cui siamo forti. E non ne dobbiamo fare una cosa personale. Beh, se nessun altro ha altre proposte, io un'ideina ce l'avrei, l'ho pensata in questo momento, e provo a buttarla qui sul tavolo e vediamo se il gatto se la mangia. Se il gatto se la mangia? Beh, non è che sia una grande idea. Guardate quanto sta facendo buio. Ci sarà un temporale. Gesù se fa caldo. Lei non suda mai. No. Scusate, mi chiedevo se non sia il caso di votare di nuovo. Splendida idea. Poi magari facciamo una bella festa danzante con rinfreschi. Signor Presidente? Per me va bene. Sì, c'è qualcuno che non vuole votare? Secondo me dovremmo fare una votazione palese, con dichiarazione di voto, così capiamo qual è la posizione di tutti. Bene, sì, sono d'accordo. Penso che il modo sia per chiamata a numero. Io voto colpevole, l'ultimo voto era 8-4 per colpevole. Avanti. Numero 2. Non colpevole. 3. Colpevole. 4. Colpevole. 5. Non colpevole. 6. Non colpevole. 7. Colpevole. 8. Non colpevole. 9. Non colpevole. 10. Colpevole. 11. Non colpevole. 12. Colpevole. 6-6. Fantastico, si va ai supplementari. 6-6. Io dico che qui c'è qualcuno che è uscito fuori di testa. Un ragazzo come quello. Non credo che c'entri nulla che tipo di ragazzo è. Sono i fatti che devono essere determinanti per il caso. La smetta, ne offri sopra i capelli dei fatti. Tanto li potete rigirare come volete. Non so se mi È spiego. proprio questo che cercava di farci capire quel signore. Se però lei è capace solo di strillare. Fa molto caldo qui dentro. Vuole un po' d'acqua. No, grazie. Un po' piove. Non mi dica, come l'ha capito Occhioni Belli? Mi dica piuttosto perché ha cambiato il Beh, voto. mi è sembrato che la dimostrazione... Non avete niente a cui appellarvi, lo sapete? Non sono d'accordo. Ci sono un sacco di dettagli che non erano mai usciti fuori prima. Dettagli. Sta solo facendosi mettere in mezzo da un gruppetto di come si chiamano intellettuali. Non è vero. La smetta è come tutti gli altri. Se si pensa troppo ci si confonde, mi spiego? Senta, io non penso che lei abbia il diritto di parlarmi in questi modi. Ignoranti. Bisognerà accendere la luce. Accidenti. Senta come viene giù. Pensi che rinfrescherà adesso un po'? Sì, credo di sì. Che acqua al sud. Mi fa venire in mente il temporale che c'è stato a novembre, non ricordo bene il giorno. Che roba, proprio a metà della partita. Perdevamo 7-6, però eravamo in attacco. Sì. Tutto a un tratto boom,
vero toro scatenato. Vorrei averne un altro come lui. Non gliel'ho detto, vero? Sono vice capo allenatore di baseball al liceo Andrew J. McCall e a Queens. Sì. Insomma, stavano andando bene. La loro difesa si stava sfaldando, sempre per quello Slattery, fantastico. Tutto un tratto ha cominciato a piovere a catinelle. In 2 minuti eravamo con il fango fino alle ginocchia. Giuro che mi sarei voluto mettere a piangere, non potevamo muoverci da nessuna parte. Che ne dite se facciamo funzionare questo ventilatore? Ottima idea. Bella pioggia, eh? Che ne dice di questa storia? Siamo pari. Bella sorpresa. Sì. Esatto. Senta, quella storia di prima, quella faccenda quando quel tizio lì mi stava provocando, non significa niente, non prova nulla. Io sono un tipo nervoso, lo so, mi scaldo facilmente, ma proprio per questo dico, ma come ti viene di venirmi a chiamare vendicatore solitario, sadico e tutto il resto? Sarebbero saltati i nervi a chiunque. Ma quello lo so, quello mi voleva provocare. Ha fatto un ottimo lavoro. Mi scusi. Sì, può darsi, sì. Ma io sono fatto così, non riesco a farci niente. Poi questa storia mi coinvolge, sono un tipo sincero io. Come tutti del resto. Ditemi se non è la cosa più pazzesca che abbiate mai visto in vita vostra. 6-6. Dico, stiamo scherzando. Adesso che succede? Crede che ce la faremo? Quei 6 bastardi di là non cambieranno idea. 5 di loro hanno già cambiato idea una volta. Non vedo perché non si possa persuaderli a farlo di nuovo. Come? Semplicemente usando la logica. Lodi! Sì, no, guardi, lo stia a sentire, lui è l'unico che... Volete sapere come la penso? Cosa? Penso che dovremmo mollare. No, che cavolo dice? Quelli di là all'improvviso l'hanno presa come una specie di missione. Datemi retta, non cambieranno idea. Allora andiamo dal giudice e diciamoglielo, se no stiamo qui tutta la notte. Gli diciamo che ci siamo impantanati e che se ne vada tutto al diavolo. Ma che devo fare? Stare qui a rompermi la testa con questa feccia? No, questa è la cosa più assurda che abbia mai sentito. Lei ha fatto un giuramento in quell'aula, non può mollare. Perché no? Perché sarebbe disonesto, ecco. A questo punto voti per non colpevole, no? Ho votato colpevole perché penso sia colpevole. Non le importa quello che succede? No, perché dovrebbe importarmi? Così non arriviamo da nessuna parte. Che vuole? Ho detto sinceramente come la penso. Lo so. E vedo che non le pare una buona idea. No. Bel tipo, eh? Senta, una giuria che rinuncia non ha senso. Dovrebbero ricominciare tutto il processo da capo, con una nuova giuria. No, non siamo qui per questo. E che cavolo di differenza fa? Alla fine dovremmo rinunciare comunque. Sentite tutti, vi dico come la penso. Non stiamo andando da nessuna parte. Io sono pronta ad andare in aula e a dichiarare che rinunciamo. Sono d'accordo. Bene. Rimettiamo una cosa al giudice, che il ragazzo se la veda con altri 12. Certo. Non credo che la Corte accetterebbe una rinuncia. Non siamo qui da molto. Beh, proviamo, no? Io sono contrario. Sì, anch'io. Il ragazzo non ha nessuna possibilità per un'altra giuria. Ammettiamo, siamo bloccati. Nessun altro cambierà idea, mettetevelo bene in testa. Lei pensa ancora che non ci sia spazio per un ragionevole dubbio? No. Scusi, forse lei non capisce bene cosa significa ragionevole dubbio. Che vuol dire non capisco? Chi diavolo è lei per parlarmi così? Ma guarda, se ne scappano dal loro paese per salvarsi la pelle, neanche il tempo di riprendere fiato già vengono a dirci come governare la barca. No, dico, l'arroganza. Lei dice che è arrogante perché non è nato qui? Allora io le dico che l'arrogante è lei perché c'è nato. Le sta bene? Lasci stare, Senti, bella, nessuno può dirmi le parole che capisco e quelle che non capisco. Tantomeno questo qui. O gli stacco quella testa da europeo del cazzo. Ma aspettiamola di litigare per 2 minuti. Possiamo restare in tema. C'è una cosa di cui vorrei parlare, se non vi dispiace. Un punto importante per l'accusa era il fatto che il ragazzo, dopo aver sostenuto di essere stato al cinema nelle ore in cui è avvenuto l'omicidio, non sapesse dire i film che aveva visto e gli attori che c'erano. Questo signore ha ribadito il punto più di una volta. Esatto. Ed era l'unico alibi che il ragazzo abbia tirato fuori. Non è stato capace di sostenerlo con nessun particolare. Mettendosi nei panni del ragazzo, se ci riesce,
Lei pensa che sarebbe stato capace di ricordarsi i particolari dopo un'esperienza spiacevole come essere stato preso a schiaffi da suo padre? Penso di sì, se ci fossero stati particolari speciali da ricordare. Il ragazzo non si ricordava che film aveva visto al cinema, perché quella notte non c'è mai stato. Stando alla testimonianza della polizia in tribunale, il ragazzo è stato interrogato nella cucina di casa sua, mentre il corpo del padre era buttato, steso, lì per terra in camera da letto. Lei pensa che riuscirebbe a ricordarsi i particolari in una situazione del genere? Sì. Anche in preda ad un'emozione violenta? Anche in preda a un'emozione violenta. In aula se li hai ricordati, sì, ha detto i titoli giusti, gli attori che c'erano. Oh sì, l'avvocato si è dato un grande affare per sottolinearlo. Ha avuto 3 mesi di tempo, dalla notte del delitto fino al giorno del processo, per impararsi tutto a memoria. Ma io continuo a credere alla testimonianza del poliziotto che l'ho interrogato subito dopo l'omicidio, quando dei figli non si ricordava un accidente. Emozione violenta o meno? Le posso fare una domanda personale? Si accorge. Ieri sera lei dov'era? A casa. E la sera prima? Andiamo, che significa? Non c'è problema. Dal tribunale sono andato in ufficio e ci sono rimasto fino alle 8:30. Poi sono andato a casa subito dopo a letto. E la sera ancora prima? Era martedì. Martedì sera era la sera del torneo di bridge, ho giocato bridge. Lunedì sera? Quando arriva il capodanno del 50 mi aspetta. Lunedì sera sono andato con mia moglie al cinema. Che cosa avete visto? Il cerchio rosso, un giallo molto ben fatto. Qual era il secondo film? Un attimo glielo dico. La fantastica, no, l'incredibile signora Bembridge. No, l'incredibile signora Bembridge. Mi scusi, ma l'ho visto, si intitola La fantastica signora Bembridge. La fantastica signora Bembridge, sì, credo sia così. E chi c'era nella fantastica signora Bembridge? Barbara Long, mi pare, una ragazza bionda, molto carina. Barbara Lang. E chi Lei- altri? Chi altri? Non li avevo mai sentiti nominare, era un filmetto a basso costo. E non aveva subito una forte emozione? No. Mi pare che siamo arrivati al punto. Bel punto! Mi sembra importante. Solo perché non si ricorda il nome di 2 attorucoli da strapazzo? Questa sarebbe la prova che il ragazzo era al cinema. No, fa capire che nessuno può provare che non fosse lì. Potrebbe essere andato al cinema e aver dimenticato quello che ha visto. È possibile. Se è perfettamente normale che quel signore si dimentichi di qualche dettaglio, allora è perfettamente normale anche per il ragazzo. Non è detto che il fatto di essere accusato di omicidio gli faccia avere una memoria infallibile. Può parlare finché non le casca la lingua. Il ragazzo è colpevole, punto. Ha capito, amico? Pastiglie! Finite, Signori, amica. stavo pensando che ci siamo completamente dimenticati di tutta quella storia che non finiva mai dello psichiatra. Per carità, non attacchi con tutta quella baggianata della psico non so che. Sono solo imbroglioni. Andare a riempire la testa della gente con tutte quelle stronzate. Io ho 3 psichiatri che tengono le macchine nei miei garage. E sono pazzi tutti e 3. Sto cercando di dire una cosa, se permette. La testimonianza di uno psichiatra non vale un soldo bucato. Perché non lo lascia parlare? Quando ha finito ci parla per 5 minuti dell'inutilità della psichiatria. Quello che volevo dire è che lo psichiatra ha dichiarato senza ombra di dubbio che il ragazzo aveva forti tendenze omicide, che era, come si dice, capace di commettere un omicidio. Ha descritto tutti quei test, le macchie d'inchiostro e roba varia, e ha detto che il ragazzo è senz'altro il tipo dell'omicida, giusto? Scacco. E mi pare che abbia detto anche qualcosa riguardo le tendenze paranoiche. Esatto, qualsiasi cosa siano, lui ha detto così. Non dimentichiamoci perciò che stiamo parlando di un ragazzo che aveva il delitto in mente. Nell'inconscio. Sempre il suo però. Chiedo scusa, se discutiamo Perché chiede sempre scusa? per la stessa ragione per cui non lo fa lei. Sono stato cresciuto così. Bravo. Se discutiamo di una cosa come la potenzialità omicida, ci dobbiamo ricordare che molti di noi sono capaci di commettere un omicidio, ma che pochi lo fanno. Ci autocontrolliamo per fare in modo che non succeda. Il massimo che possono fare i test psichiatrici in questo campo è dirci che un giorno una determinata persona potrebbe commettere un omicidio. Tutto qui, non dimostrano nulla. Allora perché sono ammessi come prove? Naturalmente possono essere usati in molti modi. In questo caso si sono sommati all'impressione generale che l'accusa cercava di creare. Forse se noi 12 ci sottoponessimo a quegli stessi test, verrebbe fuori che uno o 2 di noi hanno desideri inconsci di uccidere e la potenzialità per metterli in atto, ma nessuno di noi lo ha fatto. Dire che un uomo è capace di uccidere
non vuol dire che ha commesso un omicidio. Potrebbe anche voler dire di sì. Se hanno detto che il ragazzo è capace di uccidere, potrebbe aver ucciso, no? Lei è quella che ha detto, cito testualmente, la testimonianza di uno psichiatra non vale un soldo bucato. Senti, bello, mi hai proprio Detto di stufato! stare calma. Ma che ore sono? Le 6:05. E guarda come vedo. Fine della sua partita. Mi sento occhiata al coltello. Prego. Siamo sempre 6 contro 6. Qualcuno ha un'idea? Io. Perché non ci facciamo portare qualcosa per cena? Aspettiamo fino alle 7, vediamoci un'altra ora. Ha giudicato, per me va bene. E io vorrei dire una cosa. È un po' che ci penso, visto che siamo bloccati. Insomma, c'è stata tutta quella storia sulla ferita e sul modo in cui è stata fatta. L'angolazione del colpo dall'alto verso il basso, avete capito? No, non vorrà ricominciare con quella storia. Ne hanno parlato per ore in aula. Lo so, ma non capisco. Il ragazzo è alto 1,70 m, il padre era 1,90 m, c'è una differenza di 20 cm. È una cosa piuttosto strana dare un colpo verso il basso al petto di uno che è alto 20 cm più di te. Dia a me quel coltello. Tanto se non lo rivede non si dà pace. Ecco, te lo faccio vedere io, venga qui. Si metta qui. C'è qualcuno che mi dà una mano? Un volontario. Si tratta di pochi minuti. Il predicatore. Benissimo. Lei guardi bene perché non ho nessuna intenzione di farlo di nuovo. Ecco, così sono 20 centimetri più basso di lui? Sì, mi sembra di sì. Guardate bene, Ehi! Non è divertente! Sta facendo? Tranquilli, non si fa male a nessuno. No, non si è fatto male nessuno. Ecco, lo vede? È questa l'angolazione. Guardi bene. Giù e dentro. Giù e dentro. Se io volessi colpire una persona più alta di me, è così che farei. Ed è così che è stato fatto. Giù e dentro. E adesso provi a darmi torto, se vuoi. Giù e dentro. Credo che non ci sia nessun'altra discussione. Aspetti un attimo, Melodia. Li odio questi cosi, ci sono cresciuta Li ha insieme. visti usare nelle risse. Anche troppo nella mia veranda, nel mio cortile, in mezzo alla strada. Nel quartiere dove abitavo i coltelli a serramanico erano la norma. È strano, non ci avevo pensato. Credo che uno cerchi di dimenticarsene queste cose. Comunque questo tipo di coltello non si usa così. Per far scattare la lama lo devi tenere in questo modo. Per colpire verso il basso bisognerebbe cambiare la presa. Come si usa? Si impugna da sotto, così. Chiunque abbia mai usato un coltello a serramanico non lo impugnerebbe in nessun altro modo. Non è sicura? Più che sicuro, è per questo che sono fatti così. Tutti hanno detto che il ragazzo ci sapeva fare con il coltello. Esatto. Pensa che possa aver provocato il tipo di ferita che ha ucciso il padre? Non con l'esperienza che aveva con questi arnesi, no, non credo. Lo avrebbe colpito dal basso verso l'alto. Che ne sa lei? Era presente in quella stanza dove è stato ammazzato il padre? No! E non c'era neppure nessun altro. Si sta rincretinendo di chiacchiere, io non ci credo. Non penso che possiate determinare che tipo di ferita abbia inferto il ragazzo semplicemente basandomi sul fatto che sapeva come si usa un coltello. Giusto, giustissimo. Lei? Che ne pensa? Beh, non lo so. Che vuol dire non lo so? Non lo so. E lei? Un momento, secondo la testimonianza della donna dall'altra parte della strada. Ascoltate un attimo, devo dirvi una cosa. Io comincio a non poterne più di tutta questa storia. Con queste chiacchiere non arriviamo da nessuna parte, perciò la faccio finita qui. Cambio il mio voto. Non colpevole. Che sta dicendo? Mi ha sentito, ne ho abbastanza. Che significa ne ho abbastanza? Questa non è una risposta. Senta, pensi per lei. Ha ragione, non è una risposta. Che uomo è lei? Si è seduto qui e ha votato colpevole con tutti gli altri perché aveva i biglietti della partita che le bruciavano in tasca. Ora cambia voto perché dice che ne ha abbastanza delle chiacchiere. Senti, beh, Chi le dà il diritto di giocare così con la vita di un uomo? senti, nessuno può parlare Forse e come? Se vuole votare non colpevole lo faccia perché è convinto che non è colpevole. Non perché si è stufato. E se pensa che il colpevole voti in quel modo, o non è il fegato di fare ciò che sembra giusto. Senti, Colpevole o non colpevole? Mi hai sentito? Non colpevole. Perché? io non sono obbligato. Perché si lo dica? Perché?
Non penso sia colpevole. Vorrei votare di nuovo. Bene, c'è un'altra richiesta di voto. Credo che il modo più rapido sia per alzata di mano. Qualche obiezione? No. Bene, tutti quelli che votano non colpevole alzino la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con me. 9. 9 a 3 per non colpevole. Io proprio non vi capisco. Tutti questi dettagli inutili che continuate a tirare fuori non significano niente. Come fate a credere a questa storia? Lei è un uomo intelligente, non mi dica di no, lo sa come va il mondo. E allora, Cristo santo, guardi di che cosa ci stiamo occupando. Lo sa com'è fatta quella gentaglia. Insomma, quel tizio lì, non so proprio cosa cavolo gli prende con tutta questa storia degli psichiatri. Forse ci dovrebbe andare lui. Guardiamo i fatti. Quelli come il ragazzo sono bugiardinati, sono fatti così. E nessuna persona intelligente mi può dire il contrario. Non sanno dove sta di casa la verità. Guardateli bene, sono diversi. Pensano in modo diverso, si comportano in modo diverso. E tanto per cominciare non hanno bisogno di chissà quale motivo per far fuori qualcuno. È la verità, lo sanno tutti. Si ubriacano con il vino o con qualche altra cosa che costa poco. Bevono in continuazione. Si ubriacano e tutto ad un tratto, bang, c'è un morto per strada. Perché non è colpa loro, sono fatti così, mi spiego, sono violenti. Per loro la vita umana non conta quanto conta per noi. Credetemi, quella gente non sa fare altro che sbronzarsi e fare a botte. E se ci scalpa il morto, pazienza, non gli importa, non gliene frega niente neanche della famiglia. Sono come le bestie. Padri, madri, non gliene frega niente. Certo, qualcuno buono ci sarà. Ne ho anche conosciuto qualcuno, ma erano eccezioni. Lo sa che lei è malata? Malata? Perché non si siede? Brutto vecchio figlio di puttana! Che cazzo è? No, chi è per dirmi che sono malata? Lo dice lui che neanche si regge in piedi. Io sto facendo un discorso e dovete starmi a sentire. Ehi, ma perché non si calma un attimo? Non ci penso affatto. Non ce n'è uno di quelli che valga qualcosa. Neanche uno. Mi avete sentito? Neanche uno. Fatevelo dire bello chiaro, ignoranti, bastardi che non siete altro. Ehi, lei alla finestra, che si crede tanto furbo. Lo sa che siamo in pericolo. Quelli si stanno moltiplicando. Questo ragazzo sotto processo e quelli come lui si stanno moltiplicando 5 volte più in fretta di noi. È la verità, lo dicono le statistiche, 5 volte. Sono animali selvaggi. Sono contro di noi, ci vogliono distruggere proprio così. È inutile che mi guarda in quel modo. Siamo in pericolo, Cristo Santo! Viviamo in un'epoca pericolosa! E se non stiamo attenti, se non li scacciamo ogni volta che possiamo, prenderanno il sopravvento! Ci cancelleranno dalla faccia della terra! Zia, zitta! Fate meglio a darmi retta, anche se vi credete dei geni del cavolo! Sono violenti, sono viziosi, sono ignoranti! E ci faranno a pezzi! È questo quello che vogliono! Farci a pezzi! Mi sto mettendo in guardia! Questo ragazzo, questo che stiamo processando, l'abbiamo preso almeno uno! Allora dico, facciamolo fuori! Prima che quelli come lui facciano fuori noi! Non me ne frega un cazzo della legge! Come non gliene frega a loro! Adesso la pianti! Brutta bastarda, ma che ti spacchi la testa! L'abbiamo ascoltato anche troppo! Si sieda e chiuda quella fogna di bocca. È molto difficile.
tenere fuori i pregiudizi personali da una cosa come questa. E appena spuntano fuori, i pregiudizi oscurano la verità. Comunque non penso che sia successo niente di eccessivamente grave, anche perché non so quale sia la verità. E credo che non lo saprà mai nessuno. Adesso 9 di noi sembrano avere la sensazione che il ragazzo accusato sia innocente, ma ci basiamo soltanto sulle probabilità. Può darsi che ci sbagliamo, può darsi che stiamo cercando di far rientrare nella società una persona colpevole. Nessuno può saperlo per certo, ma abbiamo un ragionevole dubbio, e questa è una salvaguardia che nel nostro sistema ha un'enorme importanza. Nessuna giuria può dichiarare colpevole una persona, a meno che non sia sicura. E noi 9 non riusciamo a capire come voi 3 possiate essere ancora così sicuri. Forse potete spiegarcelo. Ci provo io. Avete tirato fuori delle argomentazioni molto buone. Quest'ultima a cui affermate che il ragazzo può non aver ammazzato il padre era molto convincente. Ma io continuo a credere che il ragazzo sia colpevole di omicidio, per 2 ragioni. La testimonianza della donna dall'altra parte della strada, che ha visto materialmente commettere l'omicidio. Altro che, amico mio, quella è la testimonianza più importante di tutto il caso. E la stessa donna ha descritto l'accoltellamento, dicendo di aver visto il ragazzo che alzava il braccio sopra la testa e ficcava il coltello nel petto del padre. Io l'ho visto fare, anche se materialmente. È così, è proprio così. Parliamo un attimo di questa donna. Dice di essere andata a letto intorno alle 11. Il letto era vicino alla finestra e lei poteva vedere, quando era distesa, e guardare dalla finestra oltre i binari dentro la casa del ragazzo. Si è girata nel letto per circa un'ora perché non riusciva a dormire. Poi intorno a 00:10 si è girata verso la finestra e ha visto il padre ucciso dal ragazzo. La donna ha detto che le luci si sono spente subito dopo l'omicidio, ma che comunque è riuscita a vedere il ragazzo nell'atto di accoltellare il padre. A mio modo di vedere questa testimonianza è inoppugnabile. È esattamente quello che penso anch'io. Questa è la soluzione del caso. Avete? Che ne pensa? Forza, avanti, che ne pensa? Lei? Io? Sì. Beh, non lo so, ci sono talmente tante cose da considerare. È una faccenda molto complicata. Francamente io non vedo come si possa votare per l'assoluzione. Beh, non è facile mettere in fila tutte le prove. Ma le lasci stare le altre prove, le butti via. La donna gliel'ha visto fare, che cos'altro volete? Forse la donna non sa. Signor Presidente, votiamo un'altra volta. Bene, c'è un'altra richiesta di voto. Qualche obiezione? Cambio il mio voto. Penso che sia colpevole. Bene. Qualcun altro? Il voto è 8-4. Perché considera questo voto un trionfo personale? Perché sono un tipo molto competitivo io. E volete sapere che cosa penso? Io penso che questa giuria non sia in grado di decidere. Quindi andiamo a dirglielo al giudice. Prima non voleva che ci arrendessimo. E adesso sì. Non capisco, pensavo che fossi immorale. Non lo penso più. Qui ci sono talmente tante persone così ostinate, così. E che potremmo parlare per settimane senza risolvere nulla. Parliamo invece della mia di proposta, Presidente. Questa giuria non è in grado di emettere un verdetto. Lei che è il capo della coalizione, che ne pensa? Riesaminiamo tutto. Abbiamo già riesaminato tutto. Qui mister Indecisione sta facendo su e giù con una palla da tennis. Lei non ha nessun diritto. Scusi, non volevo offenderla. Abbia pazienza, non volevo offenderla. Su, forza, prendiamo il coraggio e facciamo questo passo. Va bene, forse possiamo darci un limite di tempo. Che ore sono? Le 6:15. Le 6:15. Qualcuno prima ha parlato delle 7. Sì. Forse per quell'ora possiamo iniziare a mettere in discussione se possiamo o no arrivare a un verdetto. Non si sente bene? Mi sento benissimo, grazie. Stavo dicendo Perché che ho le 6... chiesto perché si stava sfregando il naso come... Mi scuso per l'interruzione. Lei ha fatto un gesto che mi ha ricordato... Stiamo cercando di arrivare a una decisione. Possiamo andare avanti? Credo che sia molto importante. Va bene. Grazie. Sono sicuro che mi vorrà scusare. Mi stavo chiedendo perché si sfregava il naso in quel modo. Per favore, la pianti. Si dà il caso che stia parlando con questo signore. Allora, perché si stava sfregando il naso? Se proprio lo vuole sapere me lo sfregavo perché mi dava un po' noia. Mi scusi se insisto. È per via degli occhiali. Sì, passiamo ad altro. Gli occhiali
lasciano segni profondi ai lati del naso. Oh, danno fastidio, vero? Sì, danno molto fastidio. Magnifico. E a noi che importa? La donna che ha testimoniato di aver visto l'omicidio aveva quegli stessi segni ai lati del naso. È vero, ce li aveva. Ma che cosa significa? Per favore, un altro istante e ho finito. Non so se qualcun altro ci ha fatto caso. Sul momento non ci ho pensato. Adesso però la sua faccia mi è ritornata in mente. Aveva quei segni e in aula continuava a sfregarsi. Ha ragione, lo faceva di continuo. Quella donna avrà avuto più o meno 45 anni e si sforzava in tutti i modi di dimostrarne 35 per la sua prima apparizione pubblica. Trucco pesante, capelli tinti, vestiti nuovi di zecca che sarebbero stati adatti per una donna più giovane. Niente occhiali. Vedete se vi riesce di farvi un quadro mentale. Aspetti, scusi un attimo, che vuol dire niente occhiali? Che cosa ne sa se portava gli occhiali o meno? Solo perché si sfregava il naso. Aveva quei segni, li ho visti. E questo che vorrebbe dire? Senta, li ho visti anch'io, ha ragione, io ero più vicino a lei. E aveva questi segni qui, profondi, come si chiamano? Insomma, quelli. È questo che dimostra. Aveva quei segni. Ho capito, aveva i capelli tinti, aveva i segni sul naso. Le sto chiedendo che cosa dimostra. E quei segni potevano essere lasciati da qualcos'altro, a parte gli occhiali. Assolutamente no. Ma che cosa state dicendo? Io non ho visto nessun segno. Io sì. Strano, non ci avevo pensato prima. E perché l'avvocato non ha detto nulla? Qui siamo in 12, concentrati su questo caso, e 11 non ci hanno pensato. No, vabbè, senta lei, Perry Mason, ma che cosa significa tutto questo? Non ha nessun senso quello che sta dicendo. Non ha mai visto una donna che dovrebbe portare gli occhiali e non li porta perché pensa che la imbrutisca. È mia moglie. Forse non lo sapeva neanche la pubblica accusa. Va bene, proprio quello che stavo per va dire. bene, ve lo concedo. Aveva i segni sul naso perché porta gli occhiali, ma non li porta mai in pubblico perché vuole apparire più bella. D'accordo. Ma quando quella donna ha visto il ragazzo che ammazzava suo padre, era in casa sua ed era da sola, e questo è quanto. Lei si tiene gli occhiali quando va a letto? Nessuno si tiene gli occhiali a letto. Quindi è logico pensare che non li avesse mentre era a letto e si girava di qua e di là cercando di addormentarsi. Che cosa ne sa? Non lo so, sto facendo delle supposizioni. delle E supposizioni. suppongo anche che probabilmente non si è messa gli occhiali quando si è girata e per caso ha guardato fuori dalla finestra. Ha detto lei stessa che l'omicidio ha avuto luogo proprio mentre stava guardando di fuori e che le luci si sono spente un attimo dopo. Quindi non può avere avuto il tempo di mettersi gli occhiali. Aspetti! E ce n'è un'altra di supposizione. Forse, in tutta onestà, ha pensato di vedere il ragazzo che uccideva il padre, ma io dico che ha visto soltanto una forma indistinta. Che ne sa? Che cosa ha visto? Perché lui dice sempre di sapere tutto? Che ne sa di che occhiali portava? Portava occhiali da presbite, occhiali da sole. Che cosa ne Io sa? so soltanto che adesso non siamo sicuri che ci vedesse bene. Doveva identificare una persona a 20 metri di distanza, al buio, senza occhiali. Non si può mandare a morte una persona per una prova del genere. La smetta, stia zitta. Ma non pensa che la donna possa essersi sbagliata? No. Non è possibile. No, non è possibile. È possibile? Sì, dico non colpevole. Pensa ancora che sia colpevole? Sì, penso che sia colpevole, ma non me ne può fregare di meno. Siete dei bastardi presuntuosi. Fate come vi pare. Come vota? Non colpevole, siete contenti? Che figlia di... Sì? Io comunque penso che sia colpevole. Qualcun altro pensa che sia colpevole? No, mi sono convinto. Che cosa sta dicendo? Ora ho un ragionevole dubbio. Siamo 11-1. E tutte le altre prove, il coltello e tutto il Ha resto. detto lei che tutte le altre prove si potevano anche buttare. Stia zitto. È rimasto solo? Non mi importa che sono rimasto da solo. È un mio diritto, È un no? suo diritto. E allora io penso che sia colpevole. Vogliamo sapere le sue ragioni? Ve le ho dette! Non siamo convinti, le vogliamo sentire di nuovo. Non importa quanto tempo ci vuole. Tutto, assolutamente tutto. Ogni singola cosa che è uscita fuori da quella stanza, tutto ci dice che è colpevole. Credete che io sia un idiota? Pensate di potermi intimorire?
Io ho diritto di avere le mie opinioni, posso rimanere qui seduto in questa stanza per un anno, non me le farete cambiare. Avanti, forza, dite qualcosa. Perché non considerate tutto il fatto del vecchio? Quello che abita lì, quello che ha visto tutto. Poi il coltello. Solo perché quello dice che ne ha visto e ne ha trovato uno uguale, che cosa significa? Il vecchio l'ha visto, proprio lì, sulle scale. E non importa quanto tempo ci abbia messo. Tutto, ogni singola cosa. E poi il coltello che gli cade dalla tasca, ma piano piano. Non potete dimostrare che non è arrivata alla porta. Lei può zoppicare tutto il tempo che vuole, non lo può dimostrare. State cercando di cambiare tutto, di rivoltare ogni cosa che è successa a vostro piacimento. Tutto. E il fatto degli occhiali, ne sapete voi se portava gli occhiali o meno? Quella donna ha testimoniato in aula, sotto giuramento. E questo è il fatto, è questa, che cosa volete? Questa è la storia, eccola qua la storia, questa è la storia. E il fatto che abbia sentito il ragazzo che gridava, ha detto ti ammazzo. Questo ha detto a suo padre. E non me ne frega niente di che razza di padre fosse. Era comunque suo padre. Quel ragazzo è un maledetto bastardo. Io lo so, io lo conosco, io so come sono fatti, che cosa possono farti, come ti possono ammazzare giorno per giorno. Gesù, come fate a non vederlo? Perché lo vedo solo io? Dio mio, mi sembra di sentirla, quella lama che entra. Oh no, 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 no. Non colpevole. Abbiamo un verdetto. Giurato numero 1, Vincenzo Cicero.
Giurato numero 2, Arianna Ferrucci. Giurato numero 3, Giovanni Caraccio. Giurato numero 4, Antonio Maria Monaco. Giurato numero 5, Maria Stella Anaclerio. Giurato numero 6, Fabio Cenci. Giurato numero 7, Serafino Filoni. Giurato numero 8, Mario Anaclerio. Giurato numero 9, Lino Pravato. Giurato numero 10, Fiammetta Veneziano. Giurato numero 11, Antonio Di Girolamo. Giurato numero 12, Antonio Cesare Messina.